Ens trobem a Can Moragues, seu de la Fundació EMIS, i concretament amb un camp de cultiu extensiu ecològic dels diversos que tenim a la finca. En aquest camp, el problema que teníem és que en una de les cantonades s'hi acumulava l'aigua, fent que no només disminuís la producció per l'excessiva quantitat d'aigua, sinó que, a més, fos un punt d'aparició de malalties i plagues que després es podien estendre a la resta dels cultius. Per poder pal·liar aquest efecte, el que vàrem fer va ser dissenyar una bassa en aquest espai, aprofitant el fet que s'hi acumuli l'aigua, i ho vam fer de manera que de bassa cap enfora la forma fos regular per facilitar les tasques mecàniques amb el tractor que s'hi fan al camp, però que de bassa en dintre, diguéssim, o sistema de basses, fos de formes irregulars i de diferents profunditats, de manera que hi hagin zones més profundes i zones més superficials per augmentar i diversificar tots els hàbitats que s'hi puguin crear i d'aquesta manera que també la fauna auxiliar que acudirà en aquesta bassa sigui diferent. Amb això aconseguirem que el nostre ventall de pol·linitzadors i controladors de plagues sigui més gros i haurem donat un ús que ens aportarà serveis ecosistèmics amb una part del camp de cultiu que abans no només era menys productiva, sinó que podia ser-nos contraproduent. Sono Massimiliano, naturalista di professione e orticoltore per passione. Siamo qui a Galleno, ai bordi dei boschi e delle cerbaie, e in questo campo nei mesi scorsi è stata scavata una pozza effimera. Lo scavo trattiene acqua in autunno e in primavera e contemporaneamente fa sì che gli insetti si possano avvicinare, in particolare insetti pronubi come api, bombi e via dicendo. Questi insetti prediligono i fiori ad un solo ordine di petali, che sono quelli che crescono nelle vicinanze dell'acqua. La presenza dell'acqua avvicina non soltanto questa tipologia di insetti, ma anche una moltitudine di altri animali, dai pipistrelli fino alle lucertole, altri piccoli rettili, che contribuiscono ad aumentare notevolmente la biodiversità in questa porzione di territorio. Molti di questi animali contribuiscono anche a combattere i nocivi che possono in qualche maniera interferire con le lavorazioni dell'orto circostanti. La quantità di acqua che potrà penetrare nel terreno compenserà la sua funzionalità come contenitore d'acqua per uso irriguo. Infatti le piogge potranno più semplicemente far sì che l'acqua dreni nel terreno. Oltretutto, a seconda della quantità di pioggia, potrà essere utilizzata anche dagli anfibi per poter deporre le uova da gennaio fino a tutta la tarda primavera. La struttura di quest'area umida è stata pensata in maniera tale che le sue sponde vadano a decrescere lentamente verso la massima profondità, che si attesta a circa 80 cm, per evitare il cosiddetto effetto trappola. L'area umida andrà mantenuta libera da arbusti o alberi che normalmente tenderebbero ad occuparla, questo sia per migliorare la funzionalità della pozza stessa, sia per creare tutta una serie di sfumature che vanno dall'area umida fino al campo circostante e che permettono di creare una maggior biodiversità e funzionalità. L'area scelta per lo scavo della pozza è lontano dal traffico veicolare e da strade di passaggio. Grazie a questa particolare ubicazione si avvantaggiano anche gli anfibi, che non rischiano di essere schiacciati. Inoltre, nell'intorno non vengono utilizzati prodotti di sintesi in agricoltura né il terreno viene arato, di conseguenza le acque non vengono contaminate.